Spesso mi viene chiesto come funzionano gli apparecchi invisibili, come è possibile che un apparecchio invisibile riesca a fare lo stesso lavoro dell'apparecchio fisso. Parliamo di ortodonzia alla pari, stiamo cambiando semplicemente il sistema con il quale raggiungere il nostro obiettivo. L'allineatore trasparente ci permette di fare un progetto alla base, quindi mentre con l'apparecchio fisso dobbiamo progettarlo prima, però lo progettiamo nella nostra testa, quindi sappiamo qual è l'obiettivo da raggiungere e ogni volta che si viene qui all'appuntamento andiamo a fare delle attivazioni che ci portano pian pianino a raggiungere appunto il risultato desiderato. Questo non ci permette di fare una previsione anche precisa di quello che è il tempo, perché mediamente, data la mia esperienza, posso dire quanto ci impiegherò a raggiungere a terminare il trattamento, però non si può essere così precisi. A differenza invece degli allineatori trasparenti, per i quali c'è bisogno di fare un progetto iniziale. Noi utilizziamo una tecnologia 3D, quindi uno scanner intraorale, che ci porterà questa immagine direttamente all'interno di un software di progettazione che, integrato con radiografie e con foto che sono state fatte in precedenza, andiamo poi a realizzare un progetto, quindi dove vogliamo spostare i denti, quali denti vogliamo spostare, in che modo spostarli. Quindi è da lì che io avrò un dettaglio anche del numero degli allineatori, quindi se mediamente gli allineatori vengono cambiati ogni 7-10 giorni in base alla complessità del caso, so che 40 allineatori devono essere cambiati per tot giorni e quindi posso avere anche una precisione nella tempistica, salvo che ci sia la collaborazione, perché l'apparecchio fisso è fisso in bocca, l'allineatore deve essere portato, quindi se c'è collaborazione ci sarà anche una precisione nella tempistica. È solo un modo diverso di lavorare.